Si apre domani, mercoledì, alle ore 16:30 presso l'Auditorium Mario Caruso nel centro storico di Mazara del Vallo la 10ª edizione di Blusea Land, la kermesse di 5 giorni per parlare di pesca sostenibile, internazionalizzazione e mare Mediterraneo, Sicilia, opportunità di sviluppo e cooperazione. È il tema del primo incontro al quale hanno annunciato la loro partecipazione anche il ministro della Marina in Libia, Ministro della Pesca e dell'Acquacoltura in Ghana, Ministro della Pesca e dell'Economia Marittima in Mauritania. A fare gli onori di casa sarà l'assessore alla pesca della regione siciliana. Il saluto iniziale è affidato al presidente del distretto della pesca, COSVAP, Nino Carlino. Quest'anno Blusea Land gode di un'importante finestra su Ecomondo, la fiera di riferimento in Europa per l'innovazione industriale e tecnologica dell'economia circolare. Sempre domani alle ore 14:30, prima dell'inaugurazione ufficiale dall'Auditorium Mario Caruso, si terrà un collegamento video tra Mazara del Vallo e Rimini. Tema in discussione tra le due kermesse sarà il collegamento del sistema tra i porti italiani per prevenire e ridurre gli effetti dei rifiuti marini nel Mediterraneo. Si chiama Maris Memoria il progetto che sarà presentato e promosso nell'ambito della prima giornata di lavori di Blusea Land, un'iniziativa volta al recupero della cultura marinare che mette insieme studiosi e ricercatori. 4 le aree espositive, oltre 40 convegni, tavole rotonde, workshop e oltre 25 show cooking aperti al pubblico che animeranno il centro storico della città di Mazara del Vallo. L'edizione di quest'anno di Blusea Land è la prima in presenza dopo il 2020, anno in cui è stata svolta in periodo di pandemia Covid-19. Gli organizzatori dell'edizione di quest'anno sono il Distretto della Pesca e della Crescita Blu COSVAP, Centro di Competenza Distrettuale e Osservatorio della Pesca Mediterranea, col sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Dipartimento degli Affari Regionali della Presidenza della Regione Siciliana, gli assessorati regionali all'agricoltura, Dipartimento Pesca Mediterranea, quello delle attività produttive, turismo, sport e spettacolo, istruzione, formazione professionale, beni culturali e identità siciliana, territorio e ambiente, della salute, Agenzia per la cooperazione di sviluppo, Formez e Comune di Mazara del Vallo. Blusea Land torna quest'anno con un'edizione mista. In presenza invece si potrà partecipare agli eventi dislocati nei vari luoghi di Mazara del Vallo nel rispetto delle disposizioni anti-Covid-19. Sono 4 le aree espositive che saranno allestite all'ex Collegio dei Gesuiti, in Piazza Repubblica, in Piazza Mocarta e in Piazza Santa Veneranda. Un momento di promozione curato da vari partner dell'evento. Oltre 40 i convegni, le tavole rotonde, gli workshop che si svolgeranno presso l'Auditorium Mario Caruso, al Teatro Comunale Garibaldi, al Complesso Monumentale Filippo Corridoni presso la Sala Bruna. Oltre 25 gli show cooking organizzati dall'assessorato all'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Dipartimento Pesca Mediterranea, uno dei momenti più classici dell'evento, dove numerosi chef si cimentano nella preparazione di un piatto della tradizione marinara con protagonista il pescato locale. Tramite le degustazioni gratuite per il pubblico sarà così promosso il patrimonio gastronomico del territorio in un tripudio di cucine e sapori, un momento di incontro e confronto che, passando attraverso la preparazione di una ricetta tipica, gli interventi dei referenti istituzionali del territorio, dell'associazione di categoria, degli operatori della pesca, ambisce a essere un'occasione di promozione di una storia, di un territorio, di un tessuto produttivo importante come quello della pesca.